Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Mercoledì 1 luglio di fatto inizia la nuova stagione del calcio sardo. Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio come di consueto sui nostri canali per raccontare certamente la nuova stagione che arriva, ma soprattutto per festeggiare il calcio sardo che può ormai avere i suoi verdetti. Sono arrivati negli ultimi giorni tramite comunicato ufficiale della FIGC Sardegna e sono davvero tantissime. Saluto e ringrazio Roberto Rubio intanto. Ciao Mauro, buon pomeriggio a tutti. Tanti protagonisti, intanto che dire di questa stagione che come sappiamo si è interrotta per la nota emergenza sanitaria, il desiderio di ripartire è tantissimo, ma c'è prima di tutto da festeggiare quanto si è conquistato fino ad ora. Sì, abbiamo deciso di concludere questo ciclo di approfondimenti dedicati al mondo dello sport sardo con le squadre promosse, insomma, le squadre che possono festeggiare al termine di questo terribile periodo, o quantomeno, insomma, per dei risultati sportivi. E ne è uscito fuori un quadro davvero molto interessante, insomma, ci potremo sbizzarrire, divertire nel vedere un po' le varie realtà che possono appunto festeggiare il salto di categoria. Ci sono tanti blasoni che tornano nel calcio sardo o che comunque hanno guadagnato un livello un po' più consono alla loro storia, alla loro tradizione, e ci sono tante anche piccole piazze che invece guadagnano per la prima volta magari un palcoscenico più importante. Cercheremo di fare un po' la cartina geografica, il quadro di tutti questi spostamenti. Sentiremo tanti protagonisti il più possibile, qualcuno insomma non è riuscito insomma a intervenire con noi, ma insomma ci ripromettiamo magari di accendere dei focus successivamente davvero su tutte le realtà che possono, come detto, festeggiare quest'anno il salto di categoria. Ecco, l'idea è quella di iniziare ovviamente da quello che è l'approdo nei campionati nazionali, un grande brand che già aveva calcato quell'erba è il Carbonia che approda nel campionato interregionale di Serie D. Sì, il Carbonia che torna dopo 30 anni nel campionato di Serie D, lo fa al termine di una cavalcata trionfale. C'è stato qualche problema magari alla fine del girone d'andata con la sconfitta, l'unica in campionato sul campo del Castiadas, tra l'altro in maniera anche abbastanza singolare. Poi il Carbonia ha vinto lo scontro diretto a Nuoro, da lì in poi non si è più fermato, lo vedete insomma, 6 punti di vantaggio sul Castiadas secondo, Castiadas che peraltro non è riuscito a rientrare nel quadro delle formazioni ripescate poi nel campionato di Serie D, dovrà giocare l'anno prossimo il campionato di eccellenza. Carbonia che comunque ha vinto con pieno merito, era una notizia che era nell'aria, ce l'aspettavamo. Si sono poi successivamente addensate delle nubi sulla società per quanto riguarda soprattutto la situazione stadio. Approfondiremo a breve. 2 parole anche sulla Palma Monte Urbino, Mauro, che è l'unica società, se vogliamo, un po' beffata da questi verdetti del calcio sardo, l'unica a retrocedere nel campionato di promozione. Gli altri verdetti in questo senso sono stati un po' bloccati. Ci dispiace per il La Palma, lo vedete in fondo alla classifica in rosso con 17 punti, non è servito l'approdo in panchina dell'ex Carbonia, tra l'altro Graziano Manno, per risollevare un po' le sorti della squadra cagliaritana, che dunque ripartirà dal campionato di promozione regionale. Questo il quadro. Mauro, a questo punto direi che possiamo fammi dire, Roberto, sì. Che non ci siano dubbi sul fatto che la retrocessione della Palma non è ovviamente una scelta del comitato regionale, che di fatto ha dovuto seguire quelle che erano le direttive nazionali, perché c'è di mezzo il passaggio nei campionati nazionali, un aspetto importante questo.
Assolutamente sì, scelta obbligata, legittima, tra l'altro insomma scelte salomoniche anche corrette da parte del comitato regionale, che ha deciso, laddove è possibile, insomma, di premiare seguendo la classifica. In questo caso era inevitabile ovviamente il fatto che la Palma venisse relegato in promozione regionale. Dicevamo del Carbonia, Mauro, perché avremmo voluto iniziare insomma questa puntata facendo un po' il quadro della situazione nella società mineraria, perché tanto è successo dal giorno in cui la promozione in Serie D è diventata ufficiale. È successo tutto in maniera inaspettata, ma forse sino a un certo punto. In primo luogo, una settimana fa circa, le dimissioni in massa della dirigenza del Carbonia, mentre vedete anche qualche notizia a questo proposito nelle nostre grafiche. Dimissioni per un rapporto, insomma, non idilliaco, nonostante quello che ci aveva detto un mesetto fa circa Checco Fele proprio nella nostra trasmissione. Rapporti che si sono un po' guastati. Cosa chiede sostanzialmente il Carbonia? Il Carbonia ha necessità di adeguare l'impianto, lo storico stadio Carlo Zogoli per il campionato di Serie D. Sono necessari tutta una serie di interventi, e per poterli eseguire in tempo utile si deve iniziare subito, e per poter eseguire questi lavori appunto il Carbonia ha bisogno di una concessione rapida, tempestiva dell'impianto, che è ovviamente un impianto comunale. Non sono arrivate le risposte che il Carbonia voleva da parte dell'amministrazione comunale. Amministrazione comunale che proprio nella giornata, nella mattinata di venerdì scorso, ha indetto una conferenza stampa dalla quale è emersa sostanzialmente questa posizione. Il comune è disposto a farsi carico dei lavori di adeguamento dello stadio, ma la concessione non può avvenire in tempi rapidi. Ci sono dei tempi burocratici che purtroppo non possono essere scavalcati. Il Carbonia, noi abbiamo provato a interpellarlo, insomma, per intervenire in questa trasmissione, insomma, per fare un po' il punto. È Checco Fele, uno dei dirigenti del Carbonia, seppur dimissionari, e in generale bandiera del calcio sulcitano, ci ha riferito che il Carbonia ha deciso di indire un silenzio stampa nei confronti dell'amministrazione comunale e ha preferito non intervenire in questa trasmissione. Un peccato, Mauro, non so se concordi, anche perché si sta un po' riaccendendo l'entusiasmo nella città mineraria, appunto si stava riaccendendo con questa promozione in Serie D. Ci sono tanti tifosi assetati di notizie, ci sarebbe piaciuto darvi qualche novità. Comprendiamo però al tempo stesso in maniera assoluta lo stato d'animo della dirigenza del Carbonia, che sta vivendo un'estate calda, ma non nel senso positivo che avrebbe forse desiderato. Oltre a questo, poi concludiamo un po' con la parte stadio, quella un po' più annosa e delicata. Ci sono anche le questioni tecniche, perché uno degli artefici del Carbonia, che ha dominato l'ultimo campionato di eccellenza fuori dal campo, è stato il direttore sportivo Sebastian Putu, che qualche giorno fa, in maniera forse anche inaspettata, ha salutato la compagnia e si è accasato al Muravera. Dunque rimane questo ruolo vacante nell'organigramma del Carbonia. Tra gli altri insomma, Sebastian Putu, che ha già messo a segno qualche colpo molto interessante per quanto riguarda il Muravera. E poi è emerso negli ultimi giorni anche un altro fatto, cioè Andrea Marongiu non è poi così saldo come si poteva aspettare in un primo momento sulla panchina del Carbonia che ha valutato anche la posizione per esempio di Sebastiano Pinna, che però proprio ieri è stato confermato in via ufficiale dalla Ferrini. Dunque non sarà Sebastiano Pinna l'allenatore del Carbonia, non sappiamo nemmeno se sarà però a questo punto Andrea Marongiu, che però, lasciami dire, insomma, a suon di risultati negli ultimi anni anche in promozione, secondo me ha meritato di avere una chance anche in un campionato nazionale. Che dire, Mauro, speriamo che ci sia modo di sentire anche la campana nuovamente del Carbonia. Speriamo che questo silenzio stampa venga sciolto il più presto possibile, magari anche a fronte di una riconciliazione con l'amministrazione comunale di Carbonia. Certamente sì, una cosa è certa, il Carbonia approda nel campionato di Serie D e lo fa dopo quanti anni nei campionati regionali?
E sono 30 anni, era il 1990 quando il Carbonia affrontava per l'ultima volta il torneo di interregionale, la denominazione all'epoca era ancora quella, Carbonia che ha un passato glorioso, che negli anni 50 insomma ha tra virgolette rischiato l'approdo in Serie B, addirittura memorabile, insomma un testa a testa col Venezia che però non vide l'allora Carbo Sardo insomma spuntarla. Carbonia che poi è stato ancora a lungo in Serie C negli anni 50, ci è tornato, meglio è stato promosso in Serie C2 negli anni 80, è riuscito per diverse stagioni a difendere la categoria, poi un lungo buio che sembrava insomma essere squarciato, anzi che è stato squarciato da questa nuova luce improvvisa che si è accesa e che speriamo non venga in alcun modo guastata. Un ultimo appunto che mi è venuto in mente in precedenza, anche vedendo le immagini dello stadio di Carbonia, creato nell'anno di fondazione della città, 1938, è anche considerato un patrimonio architettonico e culturale della città, espressione dell'architettura razionalista. Per questo motivo anche l'amministrazione comunale vuole andarci un po' coi piedi di piombo, perché è appunto un bene storico che è soggetto a particolari tutele. Vedremo come andrà a finire. Ci auguriamo che il Carbonia possa giocare fin dalla prima giornata, ovviamente il suo campionato di Serie D allo Stadio Zoboli. Bene, grazie Roberto. Allora direi che possiamo proseguire la nostra lunga scalata. Al contrario, se vogliamo, scendiamo di categoria, andiamo a vedere cosa è successo nei campionati di promozione Girone A e Girone B. Il Carbonia è una grande piazza con i suoi briganti, dall'altra parte c'è l'idolo di Arzana che approda nei campionati di eccellenza. Sì, Mauro, mi permetto di correggere l'accento perché non vogliamo inimicarci i nostri amici dell'Ogliastra, l'idolo di Arzano, ovviamente un paese di 2500 anime con una grande passione per il calcio, ha sbaragliato totalmente la concorrenza. Non so se possiamo vedere anche la classifica del campionato di promozione Girone A, è stata una cavalcata trionfale anche in questo caso, un percorso fatto di, pensate, 13 vittorie, 6 pareggi, soltanto 3 sconfitte, una grande solidità difensiva, pensate 19 reti incassate, l'idolo che è riuscito a mettere in riga anche qui 2 blasoni molto interessanti del calcio sardo, il Sant'Elena, a proposito di squadre che hanno avuto esperienze in Serie C, poi c'è anche la Villa Cidrese, ma anche altre squadre importanti, insomma il Selabus o Tortolì per esempio, che pochi anni fa soltanto era nel campionato di Serie D. Tutto il paese coinvolto. Vediamo qua nell'immagine prontamente proposta dalla regia anche i complimenti da parte del sindaco Melis. Vedremo un po'. Tutti questi che arrivano, Roberto, scusami, dalla testata Vistanet. Cerchiamo di dare credits, abbiamo frugato un po' in rete tutto quello che abbiamo trovato, non tantissimo, su alcuni versanti c'è tanto, anche perché alcune società sono un pizzico più attente un po' alla comunicazione rispetto ad altre. Questa è la foto della formazione che ha stravinto il campionato di promozione Girone A. Sì, squadra peraltro affidata, se posso permettermi ancora qualche parola, a un allenatore molto giovane, stiamo parlando di Mario Masia, appena 34 anni, però grande esperienza da calciatore anche tra le altre con le maglie di Olbia e Nuorese. C'è grande curiosità per vedere come l'idolo intende affrontare il primo campionato di eccellenza. Spesso succede che in realtà di questo tipo magari i gruppi vengono confermati in blocco e riescono a esprimersi in maniera positiva anche in campionati di categoria superiore. Immagino tante conferme insomma nella formazione dell'idolo, che pure avrà bisogno ovviamente di puntellare un po' il suo organico per adeguare a un torneo molto impegnativo come quello dell'eccellenza. E poi ci sarebbe piaciuto chiedere anche come la società si sta strutturando dal punto di vista economico, dirigenziale, per poter affrontare un campionato impegnativo davvero come quello dell'eccellenza, anche dal punto di vista insomma, dei costi, delle spese che sono necessarie. Sappiamo che la FIGC Sardegna, col bando pubblicato oggi, viene incontro con un bonus apposito per quanto riguarda l'emergenza che abbiamo appena vissuto legata al Covid-19. Insomma, magari ci saranno altre occasioni per fare un po' il punto sull'idolo, che, ripetiamo, ha vinto con pieno merito e con un distacco anche importante sul Sant'Elena, il campionato di promozione Girone A.
Promozione Girone B, un altro grande blasone torna in un palcoscenico decisamente importante. Parlo ovviamente dell'Ilva. Assolutamente sì, siamo felici di riaccogliere insomma, nella Serie A del calcio sardo un altro blasone importante come quello dell'Ilva Maddalena, una stagione in C2, innumerevoli nei campionati di Serie D barra interregionale, comunque in quarta serie. Vediamo una classifica, anche qui un distacco netto, 6 punti di vantaggio sul Chiesi che inseguiva, c'era poi dietro la Lanteri che con Mister Robby aveva guadagnato una identità molto interessante come squadra. C'era alle spalle anche lo Stintino che era partito con intenzioni di guadagnare l'eccellenza in tempi brevissimi. L'Ilva Maddalena è riuscito a sbaragliare la concorrenza con una squadra ottima, molto ben allenata, e Mauro, se non sbaglio, abbiamo anche degli ospiti in questo caso. Saluto e ringrazio chiedendogli di sbaffare l'icona del microfono perché altrimenti non avremo modo di sentirlo. Giovanni De Leuchi, segretario dell'Ilva Maddalena. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi per averci invitato. Vi porto i saluti del Presidente che purtroppo non può essere presente e ha incaricato me di presenziare appunto a questa trasmissione. Intanto le sensazioni quali sono? Le sensazioni sono buone. Noi negli ultimi 15 anni, diciamo, siamo saliti 2 volte in eccellenza e immediatamente siamo scesi. Quindi quest'anno ci siamo arrivati bene con una buona squadra allestita in maniera competitiva. Abbiamo allestito inizialmente una squadra da competere proprio per competere il salto di categoria. Ci siamo riusciti, anche se in maniera un po', diciamo, disgraziata, perché di disgrazia si tratta, dovuta all'emergenza Covid, però sul campo obiettivamente e oggettivamente abbiamo, diciamo, di aver meritato di fare prima in classifica con degli ottimi numeri e senza fare senza eccedere nei festeggiamenti. Ci godiamo insomma questa meritata promozione e affrontiamo insomma a riandare in eccellenza dopo 4 anni, sperando questa volta di rimanerci. Ha parlato di numeri in precedenza, io vado un po' più nel dettaglio: 18 vittorie, una sola sconfitta in campionato, direi che questo la dice lunga. Non era facile, anche se la vostra era un'ottima squadra, perché anche il Chiesi non aveva mai nascosto propositi di promozione. Insomma, c'erano tante insidie in questo campionato. In cosa, secondo lei, l'Ilva Maddalena si è fatto preferire rispetto alle concorrenti? Una certa continuità. Le concorrenti sono state agguerrite e anche riferendoci al Chiesi, che è stata l'unica squadra che ci ha battuto, secondo noi ha meritato con un buon gioco, un ottimo allenatore, ha avuto grossi meriti, ha avuto un leggero appannamento proprio all'inizio del girone di ritorno e noi ne abbiamo approfittato, come ho detto prima, grazie alla nostra continuità. Senza dimenticare tra l'altro le altre compagini che hanno lottato caparbiamente, come la Lanteri Sassari, che è una neopromossa e ha fatto secondo me un eccellente campionato ed è la vera novità del campionato di promozione Girone D. Lo stesso Luogo Santo, che ha allestito un'ottima squadra anch'essa dopo la promozione in promozione, e la stessa Udinese, che è una veterana del campionato di promozione ed è una squadra fortissima con nomi di un certo livello. Per citarne uno, Piredda, che è un giocatore con palcoscenici ben più alti rispetto alla promozione. Per blasone, per storia, insomma, l'eccellenza è la dimensione minima forse che l'Ilva Maddalena dovrebbe mantenere pur in tempi complicati come questo. Ho visto nei giorni scorsi un post da parte del presidente Uselli, che ha chiamato un po' a raccolta la comunità, gli sponsor, le attività imprenditoriali della città che sono rimaste in piedi,
li ha chiamati un po' a raccolta a sostegno dell'Ilva Maddalena perché possa disputare un campionato di eccellenza all'altezza di questa grande storia calcistica. Sì, infatti, l'eccellenza, grazie per averlo ricordato, è almeno la Serie A sarda, è almeno un obiettivo per la storia che ha l'Ilva Maddalena di tenere almeno questa categoria. Logicamente il periodo è grave, gravissimo, oserei dire, per tutti, perché le aziende sono tutte in grossa difficoltà e l'appello del presidente Useli è stato in quel senso. Noi ci auguriamo di riuscire a confermare, almeno anche se in forma minore, gli sponsor di quest'anno, in primis il nostro sponsor principale che è la Delcomar, alla quale ringraziamo, non smetteremo mai di ringraziare per il contributo dato alla nostra società, e se confermiamo insomma almeno questi sponsor minimi e riuscire ad allestire insomma una squadra per mantenere la categoria, che è quella, come hai detto tu prima, minima per quanto riguarda l'Ilva Maddalena, anche se poi noi negli ultimi 20 anni il campionato che più ci ha visto protagonisti è stato quello di promozione, qualche volta anche salvandoci in promozione, quindi voglio dire andiamo in eccellenza con tutti con i piedi di piombo, cercando insomma di allestire una squadra competitiva per poi almeno rimanere dentro. Ecco, obiettivo salvezza inizialmente. Mauro, un'ultima battuta se mi permetti, con il segretario dell'Ilva Maddalena, ci può dare già qualche notizia di mercato, tra conferme, magari novità per quanto riguarda i giocatori per l'anno prossimo? Ma ancora noi quest'anno il direttivo è in scadenza, quindi dobbiamo riformare il nuovo direttivo nei prossimi giorni. Proprio ieri è scaduto il mandato, il nostro statuto prevede ogni 2 anni l'elezione del nuovo presidente e del nuovo direttivo, quindi dobbiamo vederci nei prossimi giorni. L'intenzione comunque, perché noi ci vediamo, è quella di mantenere in gran parte l'ossatura della squadra dello scorso anno, che è stata una squadra che ha fatto bene e quindi può far bene in eccellenza, credo con l'innesto di qualche pedina di categoria. Al momento però non sono in grado di fare nomi, perché di nomi non se ne è parlato. Assolutamente. Ecco, tra gli ingredienti di successo c'è il fatto che il mare non spaventa, unisce piuttosto che dividere, perché di fatto in tutte le trasferte sono spesso di più i tifosi dell'Ilva piuttosto che quelli delle squadre di casa. Sì, abbiamo un gruppo storico che ci segue, il gruppo degli Ultras, che ci segue da tantissimi anni, e anche una buona dose di dirigenti. Viviamo lo sport con socialità e quindi andiamo a trovare volentieri tutte le squadre, tutte le altre squadre, unendo insomma lo sport anche all'arte culinaria, alla socialità. Abbiamo buoni rapporti con tutte le società e cerchiamo di cambiare ovviamente quando loro vengono alla Maddalena ed è un piacere appunto vedere avere questo rapporto con tutte le società sarde, anche se loro hanno sempre un pochettino di difficoltà a venire alla Maddalena. Li capiamo per il traghetto, ma soprattutto magari per i costi, anche se adesso è possibile avere per lo sport degli sconti particolari grazie alla Regione Sardegna, che ha messo in campo un contributo a favore delle società sportive e anche dei residenti in Sardegna, o degli sconti, quindi anche raggiungere la Maddalena è a prezzi diciamo contenuti è possibile, quindi di questo siamo contenti, ecco. Lasciamo in regia volontariamente il saluto di Stefano D'Apice, Madallino Doc, che tra l'altro notizie degli ultimi giorni lascia Castiadas per probabilmente una carriera ancora più prestigiosa. C'è una considerazione da fare su questo team manager che è molto apprezzato anche per il ruolo di collante che ha saputo sviluppare, ed è qualcosa di raro comunque a questi livelli. Beh, io sono il padrino di Stefano, quindi sono di parte, non posso che parlare bene, un amico fraterno,
sta facendo tante belle cose, sta aumentando la sua professionalità. Questa esperienza maturata a Castiadas gli serve, oltre ai titoli che lui sta acquisendo, sta sempre studiando, ha preso seriamente questa passione e gli auguro ogni bene, il massimo che lui possa raggiungere. Grazie allora Roberto. Come ama ricordare Stefano Dapice, tra l'altro nel logo dell'Ilva Maddalena c'è scritto 1903 e so che loro ne vanno molto orgogliosi. Abbiamo parlato anche di stadi storici, io invito tutti gli appassionati del calcio sardo ad andare almeno una volta allo stadio Secci, alla Maddalena, perché è davvero un bel impianto storico, si respira, insomma, grande tradizione, vale la pena di essere visto. Un grande in bocca al lupo all'Ilva l'anno prossimo in eccellenza. Grazie allora Giovanni De Leuchi, segretario dell'Ilva. Noi proseguiamo, Roberto, la nostra rassegna. Continuiamo a scendere di categoria. C'è l'Approdo in promozione, qua c'è il primo ex equo. Parlo della prima categoria Girone A. Intanto le considerazioni. Beh, premiate due squadre che si sono date battaglia, premiate entrambe in maniera salomonica, come dicevamo all'inizio di questa trasmissione, il Villasimius e l'Atletico Cagliari, due squadre che erano partite con propositi un po' diversi. Villasimius, una vera e propria corazzata costruita per il salto di categoria. L'Atletico Cagliari era partito un po' più a fari spenti, però è riuscito a tenere testa al Villasimius, appunto allenato da Piccarreta. Si tratta, Mauro, questo è un aspetto che va sottolineato, delle squadre Villasimius e Atletico Cagliari che hanno fatto più punti in tutti i campionati di prima categoria, e credo che il salto in promozione sia assolutamente meritato per entrambe. Il Villasimius ritrova anche in questo caso una dimensione un po' più consona alla sua tradizione calcistica. Ci ricordiamo tutti quanti, insomma, nel primo decennio degli anni 2000 una bellissima formazione allenata da Beppe Martinez, con in campo per esempio Mauricio Taricco, l'argentino ex Tottenham, Zeid Bol, ex Venezia. Siamo felici insomma di rivedere il Villasimius, che ha potuto avvalersi in questa stagione di giocatori davvero di altissimo profilo come Arrus, come Onano, e poi secondo me anche di un allenatore di categoria superiore come appunto mister Piccarreta. E anche qui dovremmo avere un ospite, Mauro, se non sbaglio, perché ci faremo raccontare un po' più dall'interno insomma quello che è stato il cammino del Villasimius, e vedo anche che abbiamo una voce per quanto riguarda l'Atletico Cagliari, due società un po' diverse. Esatto, allora devo rispettare anche in termini di visibilità l'assoluta parità. Saluto il presidente del Villasimius, Spartaco Partis. Buongiorno presidente. Buonasera a voi. E saluto anche Giorgio Piras, capitano, difensore centrale, colonna dell'Atletico Cagliari. Buongiorno Giorgio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Parto da quello che dice la classifica, che non so per quale ragione mette il Villasimius per primo. Presidente. Vabbè, il Villasimius è primo in classifica perché diciamo che abbiamo vinto lo scontro diretto con loro, e per differenza reti fatte, reti subite, lo scontro diretto ci dà come prima classificata. Però l'Atletico Cagliari è una di quelle squadre che negli ultimi 4 anni ci ha sempre dato filo da torcere, è sempre stata con noi, appaiata, dalla seconda categoria a questo campionato di quest'anno. Presidente, ci racconti un po' qual è stato il segreto di questo cammino vincente da parte del Villasimius, che ha dovuto fare i conti con l'Atletico Cagliari, ma che insomma è riuscito a farsi rispettare su ogni campo davvero in questo girone A di prima categoria? Vabbè, segreti non ci sono segreti, è stata una scelta di un mister con esperienza, di certi giocatori che potevano darti una qualità e una quantità che in un campionato di prima categoria, che è uno dei più difficili secondo me, solo così potevi venirne fuori, solo così potevi pensare di poter vincere un campionato.
E ora la programmazione a lungo termine qual è? Il Villasimius ambisce a tornare magari nella Serie A del calcio sardo, l'eccellenza, con un programma pluriennale, o preferite andarci più cauti? No, le nostre intenzioni sono quelle di andarci cauti, fare una programmazione, questo è vero, abbiamo una struttura nuova di zecca con tutto quello che ne concerne per poter fare campionati anche molto più alti, ma per il momento noi pensiamo a questo campionato che dovremmo ancora iniziare, speriamo che non succeda di nuovo quello che è successo a marzo, perché quello è stato veramente un disastro per tutti, e niente, poi faremo un campionato di promozione dignitoso dove andremo a cercare di tenerci la categoria. Non abbiamo grandi ambizioni per quest'anno perché ancora dobbiamo capire che cosa fare, però diciamo le intenzioni ci sono di far bene, ecco, questo sì. Abbiamo citato tanti nomi eccellenti che hanno fatto parte della vostra squadra nell'ultimo anno, cercherete di trattenerli a Villasimius, non so se vuole approfittare insomma di questo collegamento per darci qualche notizia fresca. Notizie fresche, l'unica cosa, io ho già parlato con diciamo quasi tutti i giocatori, ne manca qualcuno, ma diciamo che in linea di massima abbiamo già preso degli accordi e noi cercheremo di riconfermare tutta la rosa al completo, andremo a fare sicuramente qualche innesto che ci manca, ecco, questo sì. Non so se vuole approfittare della presenza del capitano dell'Atletico Cagliari per mandare magari un messaggio, un commento, una chiosa definitiva su quello che è stato l'ultimo campionato di prima categoria. Avete detto del resto che da più anni l'Atletico Cagliari era la squadra che più vi metteva in difficoltà. No, vabbè, io dico, cioè, faccio un grosso in bocca al lupo a Giorgio e a tutta la squadra. Sono una bella squadra, loro non sono partiti con l'intenzione di voler vincere il campionato, però le loro qualità, poi le qualità di Giorgio, tutti gli altri giocatori che sono entrati quest'anno nell'Atletico Cagliari hanno fatto sì che loro potessero ambire a vincere il campionato di promozione. Infatti sarebbe stato molto bello continuare il campionato. Questo un po' è un rammarico, è bello averlo vinto, l'abbiamo vinto tutti e due, questo ci sta, però sarebbe stato bello continuare il campionato e vedere come sarebbe andato a finire. Questo mi sarebbe piaciuto veramente tanto. Assolutamente sì. Vado da Giorgio Piras. A questo punto è la terza promozione in 6 anni per l'Atletico Cagliari, questo è un risultato importante. All'inizio non c'erano tanti proclami di promozione, partenza un po' così, poi 17 vittorie in 18 giornate. Giorgio, come ci spieghi questo exploit? Sì, effettivamente siamo partiti un po' col freno a mano tirato, voi perché non riuscivamo a trovare magari la quadratura della situazione tattica. Poi una volta comunque trovata appunto la giusta formazione, lì ci siamo resi conto di essere forti. Appunto i risultati ci hanno dato ragione. Ovviamente sì, abbiamo perso lo scontro diretto, come diceva il presidente del Villasimius, però c'è da dire anche che è stata una vittoria un po' al veleno, perché c'è stato un rigore a favore loro negli ultimi minuti, secondo noi un po' regalato, tra virgolette. Quindi diciamo che anche noi avevamo tutta la voglia di finire il campionato perché avevamo voglia di avere il secondo scontro stagionale con loro per vedere appunto di che pasta eravamo fatti e per riprenderci magari quello che ci è stato tolto alla gara di andata. Ecco, anche a distanza di qualche mese, no? Accogliamo questa disputa sul rigore anche con un sorriso. Non so se il presidente del Villasimius vuole dire la sua su quell'episodio. Vediamo che sorride. Insomma, il tempo anche ha cancellato un po' le scorie di questi episodi arbitrali. Sì, capita, come è capitato a noi, è capitato anche a loro. Purtroppo gli arbitri in prima categoria non hai assistenti, dunque è normale che possano fare giusto o possano anche sbagliare. In questo caso, secondo Giorgio, può essere un rigore non giusto per noi in altre situazioni, con altre squadre poteva essere la stessa cosa, però il calcio è fatto così, lo sappiamo tutti. Per quello mi sarebbe piaciuto continuare il campionato e poi, come dice Giorgio, vedere di che pasta siamo fatti.
solo questo. Auspicio assolutamente condivisibile. Giorgio, tu che sei una colonna dell'Atletico Cagliari, ci puoi raccontare un po' dall'interno qual è il lavoro che questa società sta portando avanti? Ho letto un'intervista nei giorni scorsi in cui parlava il mister, raccontava che un po' di tempo fa c'erano solo pochi intimi ad assistere alle vostre partite, è una società che lavorava tanto col settore giovanile, continua a farlo, e poi piano piano siete riusciti a ritagliarvi il vostro spazio nella realtà cagliaritana, una realtà per certi versi anche abbastanza intasata. Non era facile, e ritengo che questo sia un merito davvero importante da parte vostra. Sì, è una società che è nata soli 5 anni fa, quindi è una società giovanissima. Hanno puntato soprattutto sul settore giovanile perché comunque il quartiere aveva una mancanza da quel punto di vista. Non c'era una società che poteva fare un settore giovanile di questo tipo. Ovviamente poi è stata fatta anche la prima squadra con ottimi risultati fin dal primo anno. Io sono arrivato il secondo. Praticamente eravamo una squadra di juniores solamente con me e con Raffaele Picciau. Poi successivamente, l'anno successivo, hanno aggregato alcuni grandi, abbiamo subito fatto la vittoria del campionato. L'anno scorso è stato un anno non questo, l'altro ancora, un anno di transizione, perché comunque ci siamo assestati, abbiamo valutato un pochettino il campionato. Quest'anno invece sono stati altri innesti importanti che ci hanno permesso appunto di dire la nostra. Questi innesti ci hanno assolutamente dato la possibilità di arrivare in testa fino alla fine. Possiamo dare la notizia che sarà al centro della difesa dell'Atletico Cagliari anche l'anno prossimo, o è presto? Sì, no, abbiamo già raggiunto l'accordo, quello assolutamente, ma come me anche il resto della squadra, è una squadra che ha dei valori un po' all'antica. Siamo un gruppo di amici che magari la maggior parte di noi giocava insieme nel giovanile del Cagliari, oppure si è ritrovata dopo tanti anni, magari dopo aver girovagato un po' la Sardegna. La nostra forza è quella, lo spirito di gruppo e il fatto di conoscerci da tantissimi anni. Quello ci ha dato veramente una forza in più. Mauro? Bene. Grazie allora Giorgio Piras, grazie anche al Presidente. Una cosa, posso aggiungere un'ultima cosa? Certo. Sì. Volevamo dedicare il campionato, la promozione, insomma, a un nostro ex compagno Stefano Zucca, che sta attraversando un momento un po' particolare. Gli siamo vicini tutti, quindi la promozione è per lui, semplicemente per lui. Grazie Giorgio, abbraccio di tutto il mondo del calcio regionale. Grazie ancora allora Giorgio Piras e Presidente, in bocca al lupo ovviamente per la prossima stagione. Buonasera, grazie a voi. Buonasera, grazie. Eccoci Roberto, dobbiamo cercare di avere un buon ritmo perché c'è davvero tanto da raccontare. Sì. Allora continuiamo la nostra carrellata. Il salto in promozione lo ha fatto un altro grande blasone, prima il Carbonia, poi l'Ilva, ma arriva in un palcoscenico che conta anche la Tarros. Sì, credo che sarà anche in questo caso una tappa intermedia, perché secondo me la Tarros ambisce a continuare ancora la sua scalata. Parliamo di una squadra che per tanti anni ha disputato anche il campionato di interregionale. Vedete la classifica, siamo nel girone B del campionato di prima categoria, e anche qui c'era un divario abbastanza netto. La Tarros che ha guidato il campionato in maniera assolutamente autoritaria, nulla da fare per l'inseguitrice Atletico Narcao, che è un po' l'unica, anzi è l'unica, basta ad aver tenuto un minimo il ritmo. Poi vedete Santa Giusta, Capoterra, Fermassenti eccetera, piuttosto staccate. Abbiamo un ospite, se non sbaglio, proprio il patron della Tarros, Tonio Mura, che si collega proprio in questo momento con noi. Allora, buon pomeriggio Presidente, benvenuto. Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. L'abbiamo strappata agli impegni di lavoro, le promettiamo un intervento il più breve possibile e conciso. Raccontare intanto che stagione è stata questa. Ma è stata una stagione che positiva fino a che non è successo l'imprevisto però siamo stati sempre in testa, avevamo programmato il campionato in quel modo lì e il risultato poi alla fine ci ha premiato.
Ho letto nei giorni scorsi sui vostri canali social ufficiali un po' lo slogan con cui avete accolto questa notizia della promozione. Lo slogan è "Salpiamo verso nuovi sogni". Credo che sia emblematico delle ambizioni di questa nuova Tarros. Fin dove vi volete spingere, fin dove volete arrivare con questa nuova programmazione? Vabbè, la Tarros penso che meriti un palcoscenico più importante, perché è una delle società più vecchie d'Italia e della Sardegna, quindi conta oggigiorno, non è da tutte le parti, ma un numero di tifosi presenti al campo ogni domenica, quindi si può programmare per sicuramente non subito, ma in 2 anni. Cioè, cercheremo di portarla verso un'altra promozione. Ricordiamo che in questo caso l'interregionale manca dal 1992, abbiamo visto in precedenza il titolo della Nuova Sardegna, si parlava di Serie D, addirittura possiamo però concentrarci sulla prospettiva più prossima, che è quello del prossimo campionato di promozione. Ci sono delle notizie che riguardano l'allestimento della rosa, conferme o meno dello staff tecnico, insomma ci può dire qualcosa? Sì, ci sono state le dimissioni del mister, però sono state respinte, quindi penso che sarà ancora lui l'allenatore della squadra. Ecco, per questa quanto riguarda la rosa dei giocatori, stiamo già lavorando e abbiamo già alcune novità, quindi ci stiamo muovendo. Quello che ci preoccupa è tutto quello che dobbiamo sostenere per poter, diciamo, l'incertezza che c'è attorno, perché per quanto riguarda il pubblico, noi contiamo tanto sull'apporto del nostro pubblico. Noi l'anno scorso, certo, in prima categoria, abbiamo fatto quasi 300 abbonamenti, quindi adesso come ora le nuove disposizioni ci preoccupano un po', molto più del fatto di allestire la squadra, capito? assolutamente sì. Tra l'altro immagino che non sia stato semplice, soprattutto nelle prime battute, risvegliare una piazza particolare come Oristano, che veniva da tanti anni di delusioni. È doppiamente un peccato da questo punto di vista, se vogliamo, però insomma questa emergenza non è colpa di nessuno. E avevate, tra l'altro, se non sbaglio, anche il programma degli interventi sullo stadio. Sì. Ecco, sì, sentiamo il presidente. noi abbiamo fatto... Prego, presidente. Abbiamo chiesto al comune se c'era la possibilità di avere la struttura in gestione, anche apportando delle risorse nostre per migliorare l'impianto, proprio per quello che concerne tutto il discorso a cui bisogna tenere conto per poter disputare le partite in una situazione di sicurezza migliore, diciamo. Stiamo in attesa di una risposta, quindi vediamo un po'. Assolutamente, insomma abbiamo dato anche un po' di notizie per quanto riguarda la Tarros. Non so se vuoi intervenire, Mauro, se hai qualche curiosità per il presidente Tonio Mura. Delle ambizioni ha parlato, presidente. La piazza sta rispondendo bene. Lei ha da grande imprenditore, insomma, anche lei ha delle preoccupazioni sul mondo economico, su quello che sta succedendo. Quali sono le sue sensazioni? Sicuramente è un momento difficile, quindi bisognerà stare attenti con le spese, stando un attimino più... Penso che ci dobbiamo un po' ridimensionare tutti, capito? Quindi, però penso anche che in questo momento di difficoltà, chi avrà la forza di investire qualcosina riuscirà ad ottenere dei risultati maggiori, diciamo. Va bene, grazie allora al patron della Tarros Tonio Muro, in bocca al lupo, ovviamente, e bentornati nei palcoscenici più consoni al brand della Tarros. Grande ancora, grazie ancora, saluto. Grazie.
Bene Roberto, siamo arrivati al girone B della prima categoria, rimaniamo in zona perché andiamo a parlare del girone C e della Paulese. Che cosa è successo in questo terzo dei 4 gironi di prima categoria? Abbiamo parlato di blasoni che ritornano, però ci sono anche delle realtà un po' più piccole che si affacciano in categorie più importanti. È proprio il caso della Paulese, 5 punti di vantaggio, primo posto in classifica a dispetto della Bittese, insomma delle immediate inseguitrici. Tra l'altro 5 punti di vantaggio con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti. Questo è un merito ulteriore e direi che per la Paulese non c'era modo migliore per festeggiare i 50 anni di attività. Società fondata nel 1970, dunque un po' più fresca, insomma, rispetto alle scuole di cui abbiamo parlato fino a qui, però anche qui una bella comunità compatta che si ritrova in larghissima parte la domenica pomeriggio per assistere alle feste, insomma, della squadra del paese. Speriamo che si possa riprendere alla stessa stregua anche la ripresa dei campionati nel mese di settembre, insomma che ci siano gli spalti aperti almeno in parte, come diceva in precedenza il presidente della Tarros. Parliamo di questo, Mauro, anche con un ospite, se non sbaglio, un ospite importante perché ha vissuto proprio dal campo e tra i pali in particolare la promozione della Paulese. Ti ritrovi sotto mano il dato delle reti subite per caso? Della Vado a Paulese? cercare immediatamente. Saluto e ringrazio l'estremo difensore Sandro Sanna, giocatore della Ciao Paulese. Mauro, ciao Roberto. Ciao. Grazie ciao, davvero per la disponibilità. Scusate un po' la location, ma purtroppo per i miei Invidiamo. Sì, okay. sì. Cammino Primo importante, posto. dicevamo, primo posto, 5 punti di vantaggio, una partita in meno. Si direbbe che anche voi avete dominato il vostro campionato, un campionato non facile, insomma, perché anche qui c'erano delle concorrenti agguerrite. Sì, diciamo che il nostro girone, il girone C, è sempre uno tra i più tosti, anche perché abbiamo trovato una Bittese, una Basanta agguerrite, anche un Torpè, perché anche il Torpè diciamo che è stata una rivelazione, anche il Samugheo, guarda, è veramente impressionante quest'anno. E quindi ci hanno messo abbastanza in difficoltà, però noi siamo stati bravi a vincere con la Bittese e la Basante e lì a andarcene via. Lì è stato molto fondamentale. E poi volevo dire una cosa, che con un campo nuovo quest'anno, tanti dirigenti, che per me è il primo anno avere 37 dirigenti, quindi tanto di cappella a questa società. Assolutamente sì, una comunità piccola, lo abbiamo detto, meglio, più piccola rispetto ad altre di cui abbiamo parlato in questa diretta, però grande spirito di unione, grande attaccamento a questa realtà sportiva. Mi puoi confermare, insomma, spalti gremiti ogni domenica, anche da quel punto di vista, dal punto di vista gestionale e amministrativo, avete dimostrato di meritare un palcoscenico più importante. Sì, sì, grazie veramente al presidente, poi anche al sindaco che diciamo sono riusciti a creare tutta questa cosa qua attorno a questo piccolo paese. È veramente una bellissima realtà, però come tutti abbiamo sentito questa pandemia un pochettino ha rovinato un po' la festa, quindi cercheremo a settembre, dovrei essere riconfermato, di festeggiare 50 anni nel campo della Paulese. Ha detto recentemente il presidente in un'intervista che saranno confermati 3/4 della rosa. Può essere questo un elemento che può fare la differenza in positivo anche in una categoria superiore. Spesso dove non si arriva dal punto di vista tecnico si arriva con l'affiatamento. Questo può essere un valore aggiunto e un aspetto positivo, insomma, su quale basarsi per fare anche un buon campionato di promozione. Sì, certo, anche perché diciamo che il gruppo nostro era veramente fantastico. Grazie anche al nostro mister Massimiliano Pinna, che si è presentato al suo primo anno in una categoria importante, è riuscito a creare con noi grandi un bel gruppo, che è quello che alla fine ti permette sempre di andare avanti e vincere anche un campionato, che non è facile se non è un gruppo.
e quindi cioè, diciamo veramente un ottimo lavoro da parte del nostro mister. Secondo te di cosa ha bisogno la Paulese per puntellare insomma l'organico ed essere competitivo anche in promozione, magari qualche innesto in un reparto in particolare? Allora, tenendo conto che molto probabilmente andremo a finire in uno dei gironi più difficili in promozione, presumo che sia il girone B, poi staremo a vedere nell'arco di agosto chi si iscrive e chi non si iscrive, perché la Paolese lì vicino potrebbe andare sia nel girone A che nel girone B. Dovrebbe innanzitutto riconfermare tutto il gruppo, perché il gruppo è quello che ti permette. Poi magari qualche 3 giocatori di categoria che ci possono dare qualcosina in più per permetterci di fare un buon campionato. Mauro? Direi che siamo a posto. Roberto, ringrazio anche Sandro Sanna per la preziosa collaborazione nella costruzione di questo format. Un in bocca al lupo, ovviamente per il futuro, che sia ovviamente sport più semplice per tutti. Grazie. Grazie Mauro, grazie Roberto. Ciao, buona giornata. Ciao, a presto. Chiudiamo, Roberto, il tema della prima categoria con un altro territorio particolare. Chissà che non voglia ripercorrere le orme prima dell'Arzachena, un pizzico più in piccolo del Porto Rotondo. Parlo della vincitrice del girone D di prima categoria, il Portocervo. E così, Mauro, andiamo a vedere subito la classifica. Abbiamo detto girone D del campionato di prima categoria. Qui ugualmente non mancavano le squadre blasonate, come detto il Tempio al secondo posto, poi anche lo Zierese con buona tradizione, che si è dovuto accontentare del terzo posto, perché in testa c'è stato il Portocervo, che ha saputo mantenere insomma saldamente le redini di questo campionato, con la guida sapiente del tecnico Giuseppe Spano, con i gol del bomber Cosseddu. Insomma, dopo l'Olbia, dopo l'Arzachena, dopo il Porto Rotondo, abbiamo un'altra realtà molto interessante, dinamica nella zona della Gallura, e andiamo un po' ad approfondire il tema. Dovremmo avere in collegamento Giorgio De Luca, un componente insomma del direttivo della dirigenza del Portocervo. Eccolo qua. Chiamato da una dal suono saluto e ringrazio, ovviamente avete colto. Saluto Giorgio De Luca, segretario dirigente del Portocervo. Complimenti intanto. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Considerazioni, sensazioni, insomma, si approda là dove non è facile arrivare. Non è facile arrivare, siamo arrivati lì, chiaramente non è che siamo partiti con l'intento di vincere niente. Poi mi senti? Sì, sentiamo. L'appetito viene mangiando. Ok, poi sì, chiaramente essere in testa al campionato quasi dall'inizio fino alla fine ci siamo resi conto che c'era qualcosa di buono, che il mister stava facendo qualcosa di buono, che la squadra era stata allestita per fare bene. E poi grazie anche a questi ragazzi che insomma hanno messo anima, cuore, impegno e tutto il resto. Certo, adesso ci aspetta questa promozione. Certamente non andremo per fare gli sparring partner, quello no. Però insomma, dai, quello che viene è tutto di guadagnato. Non era facile neanche per voi, perché pure il Tempio, insomma, era squadra assolutamente ambiziosa. Cosa può aver fatto la differenza in vostro favore? Diciamo che la gara di andata, secondo me, è stata molto più equilibrata che quella di ritorno. All'andata avevamo faticato, però ne eravamo venuti fuori vittoriosi anche lì. Poi al ritorno, invece, la partita è stata impostata benissimo dal mister, i ragazzi hanno dato il 300%, e l'abbiamo messa quasi subito in discesa. A questo punto abbiamo citato insomma altre realtà importanti nel territorio della Gallura. La promozione in promozione regionale è una tappa intermedia per voi? Guardate più in alto o preferite ragionare anche voi per piccoli passi? Noi stiamo con i piedi per terra, anche perché i costi sono sempre molto elevati. Noi viviamo da questi piccoli sponsor che ci aiutano, e anzi
ogni anno cerchiamo sempre di trovarne di nuovi per introdurli in questa piccola realtà che siamo noi, perché siamo una società molto giovane, nata nel 2002, quindi grazie a 10-12 appassionati di calcio che hanno deciso di iscrivere per la prima volta la squadra in terza categoria. Quindi noi andiamo molto coi piedi per terra, stiamo coi piedi per terra, cerchiamo di divertirci, come abbiamo già fatto quest'anno, di ricreare quel settore giovanile che fino a poco tempo fa arrivava fino alla juniores. Ora, certo, questo virus ci ha un pochettino penalizzato sotto questo punto di vista, però il progetto cercheremo di portarlo avanti, in particolar modo per i ragazzi. Ad esempio, voi avete citato il nostro bomber Cossedo, che è un prodotto del nostro vivaio, insomma dall'età dei primi calci, che è con noi, ed è un orgoglio per noi averlo portato fino a dove è arrivato adesso, grazie anche a lui, grazie. Una bella storia, senz'altro. Roberto, la risposta della piazza a quello che avete fatto, qual è stata? Una piazza che di fatto diventa 10 volte tanto d'estate soprattutto, no? Chiaramente, a parte quest'estate che ancora il turismo non si è visto, perché purtroppo la situazione di questo Covid ha penalizzato tutte le imprese del turismo, e non solo del turismo, perché insomma il turismo è legato anche da altre imprese. È logico, noi siamo una piccola realtà di un borgo di Abbiadori che insomma è molto limitato, però insomma cerchiamo di coinvolgere più persone possibili dentro questa nostra piccola realtà che ci sta dando tante soddisfazioni. Chiaramente speriamo in un futuro un po' più roseo sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista calcistico, questo sì. Abbiamo letto della conferma di mister Giuseppe Spano, ci può dare qualche notizia sul Porto Cervo edizione 2020-2021 a livello anche e soprattutto direi di rosa? Il mister chiaramente non è in discussione, altro essere il nostro mister, è un carissimo amico di tutti, è un uomo che sa gestire spogliatoio, sa gestire i ragazzi in una maniera incredibile e riesce a tirar fuori da ognuno di loro il meglio. Per la rosa, siccome non me ne occupo io, ma abbiamo il nostro direttore sportivo, siamo sicuri che farà un ottimo lavoro anche per la prossima stagione, questo sì, assolutamente. Quanto è importante per voi anche avere un gioiellino di impianto, lo possiamo dire questo, insomma, un impianto invidiato da tante altre squadre della zona? Diciamo che è un impianto che ora stiamo gestendo noi direttamente, quindi stiamo intervenendo noi anche su Mantorboso, abbiamo ricevuto i complimenti anche da diverse società come Tempio, Ozzerese, perché insomma non dimentichiamo anche l'Ozzerese che ha fatto un ottimo campionato e si è dimostrata veramente una grande squadra, con un grande tecnico e dei ragazzi veramente all'altezza. Certo, avere un impianto nostro significa tanto, è un peccato non averne uno simile a fianco magari in terra battuta, questo sì. E le richieste ci sono state, adesso magari aspettiamo qualche novità dal comune se ci accontenteranno, anche perché insomma il Mantelboso si sa, giocandoci solo la domenica si riesce a mantenere a un certo livello, se ci giochi anche con gli allenamenti dei bambini e tutto il resto diventa una cosa molto complicata e dispendiosa. E sarà un'estate calda dal punto di vista degli impianti un po' in tutta la Sardegna da nord a sud, questo ormai lo abbiamo capito. Assolutamente. Bene, allora grazie anche a Giorgio De Luca, dirigente, segretario del Porto Cervo, ovviamente in bocca al lupo di tutto il brand. Speriamo di vedere i campi a partire dalla prossima stagione. Grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio, arrivederci. Grazie. E allora scendiamo ancora, andiamo in seconda categoria, qui ci sono tanti gironi, addirittura sono 8 i gironi coinvolti, poi Roberto andremo a raccontare ancora più velocemente anche quello che è successo in terza categoria. Iniziamo dal Cagliaritano, dal girone A, una realtà che abbiamo raccontato praticamente tutto l'anno finché non c'è stata l'interruzione, il Calcio Pirri. Calcio Pirri che ha dominato dalla prima all'ultima giornata il proprio girone, non so se possiamo vedere anche la classifica già prima dell'interruzione a causa del Covid, insomma non era in discussione il primo posto della squadra
Pirrese, vedete anche nella foto a sinistra Mura, che è stato uno dei segreti di questa stagione, ha vissuto una seconda giovinezza con il Pirri, una marea di gol segnate. Non c'è mai stata storia, Mauro, in questo girone possiamo dirlo, insomma, il Pirri non ha avuto difficoltà, è stata allestita un'ottima squadra, ben allenata dal duo Melis Monni, ben allestita dal direttore sportivo Stefano Siddi, che dovremmo avere in collegamento con noi per approfondire i temi di questa stagione. Spesso highlights laboriosi da montare, perché le gare sono finite spesso e volentieri anche con tante goleade. Buonasera al DS del Pirri Stefano Siddi, che tra l'altro a Beats al secondo anno conquista la seconda promozione di fila dopo il Città di Selargis. Buongiorno Stefano. Sì, seconda promozione consecutiva, sì. con due mani diverse. Sono molto entusiasta del lavoro che è stato fatto quest'anno. Purtroppo non è terminato come volevamo, però diciamo che il campionato non è mai stato messo in discussione. Una squadra... Ecco. Dicevo, sento male, mi sento. Sì. Abbiamo forse qualche problema di collegamento con Stefano Siddi. Sì, ora che no, mi sentite? Ma il segreto penso che sia stato il gruppo che abbiamo portato comunque dall'anno scorso, che avevamo vinto il campionato col Città di Selargius. Abbiamo portato la metà di quei giocatori che conoscevamo già al Pirri, più qualche rinforzo. La forza di questa ennesima vittoria è stato il gruppo. Nessuno escluso, anche da quelle persone che lavoravano dietro le quinte, non solo dalle persone che comunque stavano nel rettangolo di gioco. Questo è il successo del calcio Pirri. Mi permetto di aggiungere una qualità di gioco espresso che non sempre si vede sui campi di seconda categoria, una squadra a trazione anteriore con un gioco arioso che ha segnato veramente una quantità industriale di reti. Questo è senz'altro un merito, raramente ci si annoiava, insomma, nell'assistere alle partite del Pirri. Stefano, abbiamo visto un po' quelle che sono le intenzioni della società per la prossima stagione, società che ha scelto di ripartire dalla tua conferma. Siamo stati abituati negli ultimi anni a parlare del trio composto con i mister Melis e Monni. In questa stagione invece è arrivata la separazione. Possiamo chiederti, insomma, quali sono i motivi che vi hanno portato a dividere un po' le strade? Ma nessun tipo di motivo. Era arrivata l'ora sicuramente di prendere delle strade diverse. Si è deciso insieme quindi di dividere le strade. Io continuerò il mio percorso col Pirri, quindi abbiamo già iniziato a lavorare. Poi i due mister gli auguro tutte le fortune per le loro nuove avventure. Noi siamo già al lavoro, per la prossima stagione, un campionato insidioso come la prima categoria, che sicuramente ci toccherà il girone dell'Ogliastrino, quindi ci vogliono tante forze fisiche, mentali, e non bisogna nasconderlo, anche economiche. Assolutamente sì. Saranno 8 trasferte in Ogliastra che comunque richiedono dei sacrifici economici non indifferenti, anche per andare là a partire dalla mattina per preparare al meglio le gare e non partire all'ultimo con magari il pranzo sullo stomaco, visto che comunque il percorso non è un percorso rettilineo per arrivare in quei campi. Dettagli che fanno la differenza. Se posso, sì. Roberto, no, lo dico anche certo. con la tua partecipazione, in realtà su cui accendono un po' di riflettori quella del Pirri, perché di fatto è una frazione cittadina che rappresenta una realtà che va a coinvolgere come se fosse una bella realtà, come se fosse un vero e proprio paese della Sardegna. C'è la possibilità di fare molto bene anche nel coinvolgimento delle attività commerciali. Voi lo avete fatto coinvolgendo alcuni brand tra i più importanti nel territorio.
Sì, Mauro, confermo, noi abbiamo lavorato molto bene con dei partner e con degli sponsor che ci hanno consentito di arrivare poi alla vittoria finale, perché penso che senza anche il loro aiuto tutto ciò che abbiamo fatto di buono non fosse stato, non poteva essere possibile, perché noi comunque la società è costituita da delle persone giovani, da degli uomini che hanno fatto sempre calcio, però senza l'aiuto di tutti i partner e tutti gli sponsor sicuramente non avremmo fatto tutto ciò che avete visto sino a oggi. Il nostro obiettivo è quello di crescere, di alzare l'asticella, quindi sia dell'attività di base, il settore giovanile, passando per la prima squadra e continuando anche con la squadra femminile. E mi auguro che in un paio d'anni di raggiungere dei campionati più importanti. Adesso quest'anno è stato fatto il primo passo, vogliamo confermarci, vogliamo sollevare l'asticella, però tutto questo ovviamente non a parole, ma continuando a lavorare sodo, come abbiamo fatto intensamente, come abbiamo fatto quest'anno, quindi rimanere sempre con un profilo basso e lavorare. Mi Tra i piace dirigenti sottolineare anche... Vai Roberto, scusa. No, dicevo, volevo solo aggiungere che il Pirri si è distinto anche per alcune iniziative benefiche nel corso dell'anno e credo che non sia comune a livello di seconda categoria e che meriti di essere sottolineato, insomma, questo aspetto. Io non so, Stefano, visto che da qualche anno ormai sei un amico di Directa Sport, non è che puoi sfruttare questa vetrina magari per svelarci in anteprima chi sarà il prossimo allenatore del Pirri o almeno tracciare un identikit? No, diciamo che stiamo ancora facendo le nostre valutazioni, penso che all'inizio della prossima settimana verrà presentato il nuovo allenatore. Stiamo lavorando, stiamo cercando di fare le nostre valutazioni bene, non ci mettiamo fretta perché diciamo è anche un periodo un pochettino strano, un periodo storico dove comunque è tutto un po' a rilento, quindi ci siamo presi del tempo per fare delle valutazioni un pochettino più attente e scegliere, speriamo, la figura migliore per una piazza, una società che comunque merita categorie ben diverse, anche perché comunque anche se la nostra società è il Calcio Pirri, ricordo sempre che comunque al di là che non siamo più il vecchio Pirri, Pirri ha avuto comunque sempre una bella, diciamo, delle belle società a Pirri. A oggi ci riteniamo la prima società superiore come categoria, anche se ce ne sono altre due a Pirri, e vogliamo lavorare bene per poter salire di categoria. Adesso non so quanti anni ci vorrà, però ripeto, bisogna continuare a lavorare come abbiamo fatto quest'anno. Per quanto riguarda quello che mi hai detto prima, Roberto, sì, lo sai come mi piace lavorare a me, non solamente dentro il rettangolo di gioco, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. Sicuramente ci riproporremo anche quest'anno con qualche azione benefica, quindi fare un ricavato per le persone più bisognose di noi, però ci lavorerò più tardi. Adesso il primo step è quello della scelta del nuovo allenatore per poi costruire la squadra per la prima categoria. Grazie allora Stefano Siti di Ezio Del Pirri, confermatissimo per la nuova avventura, questa volta in prima categoria. Grazie Stefano. Grazie a voi, buona serata. Andiamo avanti e parliamo sempre di seconda categoria, girone B, anche qua c'è un ex equo. C'è un ex equo interessante perché per sancire la squadra prima in classifica si è dovuto fare ricorso alla classifica avulsa che ha premiato la Gialeto, formazione di Serramanna, storica, 1909, l'anno di fondazione. Pensate a questo testa a testa con la Don Bosco di Guspini, per entrambe le squadre 17 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte, 54 punti in classifica. All'inizio di questa trasmissione abbiamo parlato della Palma, un po' diciamo beffato, anche se non si poteva fare altrimenti dai verdetti del calcio sardo, e direi che si può esprimere lo stesso concetto anche per quanto riguarda la Verde Isola, che è una formazione
di Carlo Forti, ha un po' ereditato insomma da qualche anno a questa parte la tradizione del calcio Carlo Fortino. Per un solo punto la Verde Isola non è riuscita a rientrare insomma nel novero delle squadre che poi sono state ammesse al torneo di prima categoria da parte della FIGC Sardegna. Direi che vale la pena, Mauro, spendere qualche parola a proposito sia della Gialetto che della Don Bosco. Gialetto che è un'altra delle formazioni importanti del calcio sardo che ritornano. Anche qui ci sono state ovviamente delle stagioni interregionali, sono state 8 in totale, società che si sta impegnando insomma per ricostruire per ridarsi insomma un'organizzazione societaria di livello. C'è un nuovo presidente, Marcello Frongia, c'è la conferma già dell'allenatore, è un nome notissimo nel calcio sardo, ovvero Ruggero, da tanti anni qui prima come giocatore, poi ovviamente come allenatore. Una delle poche società peraltro in Sardegna che hanno davvero una dimensione di polisportiva, c'è un settore atletica, c'è un settore ciclismo. L'auspicio anche qui che la Gialetto possa scalare qualche altra categoria, secondo me è un'altra formazione che dovrebbe stare insomma nella Serie A del calcio sardo, l'eccellenza. I nostri migliori auguri insomma vanno a questa realtà rinata da qualche tempo a Serramano. Due parole brevemente anche per quanto riguarda la Don Bosco, realtà cittadina di Guspini che ha già un'espressione nel torneo di eccellenza. Ce n'erano due in questo campionato di seconda categoria, hanno deciso di unirsi anche in seguito a questa promozione. C'era anche la Fortitudo di Guspini, due realtà che hanno appunto come detto unito le forze. Abbiamo già il nome del nuovo mister, sarà Zaccolo, e sarà interessante insomma vedere fin dove riuscirà ad arrivare questa realtà. In bocca al lupo anche alla Don Bosco per il prossimo campionato di prima categoria. Qui non abbiamo ospiti, allora andiamo avanti, andiamo al girone C, dove la vittoria è andata a una piazza che abbiamo raccontato negli anni scorsi, quella del Meana Sardo. Meana Sardo che torna in prima categoria, lo fa dopo una sola stagione diciamo di purgatorio nel campionato di seconda. 4 punti di vantaggio sul Segariu, e immaginiamo che il Meana Sardo voglia difendere il più possibile stavolta e tenersi stretta la prima categoria, o chissà magari migliorare ancora questo risultato. Meana Sardo, va sottolineato, che è stato in testa fino alla prima giornata nel girone C del campionato di seconda categoria, dunque anche questo è un traguardo direi assolutamente meritato. Dovremmo avere un ospite, Mauro. Abbiamo il presidente del Meana Sardo, Michele Pes, che ringrazio e che saluto. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno. Dicevamo, presidente, in prima stavolta per restarci il più possibile, magari per migliorare ancora piano piano. Beh, direi di sì. Direi di sì, perché abbiamo affrontato un campionato molto impegnativo. Anche qui forse qualche... Sentiamo intanto che proviamo a risolvere qualche problema, forse in zona non con perfetta copertura. Eccolo qua. Eccoci, dicevo, sì, vorremmo cercare di starci questa volta, perché comunque sia l'anno scorso ci siamo stati, mancavamo dalla categoria da una decina d'anni, e come sapete siamo retrocessi in uno spareggio e play-out che ci ha un po' rammaricato. Comunque siamo tornati subito in prima e vediamo come affrontare il prossimo campionato. Domanda Quali doppia, sono gli ingredienti? Ecco. Come risponde come ha risposto intanto a questo campionato di vertici? Roberto, dicevi intanto? Sì, la curiosità era anche quella di sapere insomma com'è stata quest'ultima annata vissuta da dentro. Abbiamo detto Meana Sardo in testa dalla prima giornata, che è riuscito a mantenere a distanza le inseguitrici. Non so se possiamo ripristinare il collegamento. Forse abbiamo di nuovo il presidente Pes.
Eccoci. Eccomi. Sì. Iniziamo la mia curiosità. Infatti abbiamo immaginato. Iniziamo dalla mia curiosità, vediamo se ci riusciamo. La risposta della piazza per un campionato così da protagonisti. Sì, dai, siamo contenti. Ripeto, è stato un campionato, come avete detto voi, siamo sempre stati in testa. Avevamo come obiettivo quello proprio di risalire in prima categoria e nonostante ci sia stato questo stop del Covid, adesso delle difficoltà di collegamento. Abbiamo invito intanto il presidente, abbiamo anche un po' segnale. Roberto. Non molla il presidente, esempio di tenacia a questo punto anche per la sua squadra, ci auguriamo nel prossimo campionato di prima categoria. Sarà interessante anche cercare di capire se riusciremo, quali sono le mosse di mercato in programma per il Miana Sardo, che giocoforza dovrà puntellare l'organico per cercare di non ricadere nella delusione di 2 stagioni fa e tornare subito in seconda. Dobbiamo fare un altro tentativo, presidente. Sì, scusate. Stiamo iniziando a mettere su qualche idea, ci stiamo riunendo in questi giorni. Noi vorremmo andare avanti con l'attuale allenatore. E bisognerà sedersi a tavolino e vedere come andrà. Quali sono stati gli errori di 2 anni fa che non dovete assolutamente ripetere da un punto di vista tecnico, dal punto di vista di allestimento magari della squadra? Avete fatto delle riflessioni in questo senso? Allora, sì, innanzitutto, ripeto, mancavamo dalla categoria 10 anni, e quindi l'anno scorso eravamo un po' nuovi dalla categoria, ci è servito un periodo di tempo di adattamento, perché comunque siamo ragazzi giovani che non avevano già mai quasi giocato, dico poco, anche in seconda categoria, quindi principalmente era un problema di, come si dice, di esperienza. Abbiamo peccato un po' di esperienza e avevamo una rosa, non dico perché deve essere attrezzato bene, perché il campionato di prima è difficile comunque, è lungo ed è difficile da affrontare. Vediamo un po' come presentarci per la nuova stagione, ci lavoreremo, speriamo di fare qualcosa di buono, diciamo. Perché comunque sia sempre difficile per questi paesi, è veramente difficile perché è un impegno e a volte si è in pochi e affrontare una stagione è dura, non è semplice. Cercate anche voi il più possibile, come tante altre squadre del territorio, di fare affidamento su ragazzi del posto, magari cresciuti nel settore giovanile della società. Sì, abbiamo un settore giovanile che quest'anno avevamo la Juniores, quindi molti ragazzi sia quest'anno che l'anno scorso hanno esordito in prima squadra. L'anno scorso ha esordito un 2002 come fuori quota e quest'anno vari ragazzi della Juniores hanno esordito, hanno giocato, qualcuno ha giocato titolare. Diciamo, da quel punto di vista siamo contenti. E poi ci dobbiamo comunque sempre affidare a qualcuno di fuori che viene a darci una mano. Perché, inevitabile, certo. Sì. Va bene, allora grazie al presidente Michele Pes, comprenderà che dobbiamo un po' correre per stare dentro una congrua tempistica. Grazie e un in bocca al lupo per il futuro del Miana Sardo. Grazie. Roberto, piccolo cambio di programma in scaletta, siccome abbiamo un ospite in rappresentanza del Sennori che ha vinto il girone G della seconda categoria. Se sei d'accordo facciamo un piccolo salto, andiamo al girone G, ne parliamo col presidente Gianni Desini e poi magari torniamo a analizzare cosa è successo negli altri gironi. Buongiorno presidente. Buonasera a voi, scusate prima ma sono al lavoro e quindi ho avuto difficoltà a connettermi e a rientrare nello studio. Grazie innanzitutto dell'invito da parte mio personale e della società. Allora Roberto, che dire di questo Sennori? Sennori è un'altra di quelle piazze blasonate, una delle piazze principali del calcio sardo negli anni '80, con approdo anche nel campionato interregionale. Nuovo progetto, si è ripartiti, è un progetto che ha pagato subito dei dividendi interessanti, perché lo vedete nella grafica, primo posto in classifica, +2
sul Ploaghe +7 sull'Ittiri Sprint, Sennori che anche in questo caso ha meritato il salto di categoria, il primo posto in classifica. C'è anche l'Ittiri Sprint, e se ricordi Mauro avevamo raccontato un po' il battesimo di questa società di Ittiri, che immaginiamo avrà anche altre occasioni per competere, insomma, per il salto di categoria. Qual è stato, lo chiediamo al presidente del Sennori, l'elemento aggiunto che vi ha permesso, anche se con il campionato insomma interrotto prima della fine, insomma, di primeggiare in questo modo, di mettere alle spalle il Ploaghe, di guadagnare il primo posto? Buonasera. Allora, diciamo che sono state diverse componenti. Innanzitutto noi abbiamo riazzerato i quadri societari e all'inizio ci hanno mandato un programma in 2 anni di riprenderci, di andare in prima categoria. Cosa è stato riuscire a far rientrare i calciatori di Sennori che giocavano fuori in altre squadre, giocatori anche di categoria superiore. Quello è stato il primo segnale della voglia di ripartire, di riportare il Sennori per i livelli. Abbiamo qualche problema di collegamento, Presidente in auto. Perché era molto interessante capire come è nata questa stagione del Sennori che produce anche tanti giocatori, li abbiamo visti nel corso di questi ultimi anni brillare in altre squadre. È bello che abbiano manifestato questo attaccamento al paese, tornando a giocare in seconda categoria. E anche qui la mia curiosità, poi appena ripristineremo il collegamento lo cercheremo di capire, insomma, se la promozione in prima è solo un passaggio e se si ambisce ancora a categorie più importanti. Stiamo provando a sistemare il collegamento. Vediamo le altre classifiche, Mauro. Sì. Se d'accordo, facciamo il salto negli altri gironi dove non abbiamo degli ospiti, allora può essere occasione per analizzare quanto è successo nei vari gironi, ripartendo dal girone D di seconda categoria, intanto che magari proviamo a recuperare il presidente del Sennori, Gianni Desini. Sì, molto velocemente possiamo vedere magari anche la grafica, il girone D del campionato di di seconda categoria. Questo è il girone E, lo vedremo più avanti. Dicevamo il Nurri, qui premiato con un campionato condotto quasi totalmente in testa, 53 punti, nulla da fare per la Baunese con 46, poi il Cardedu 45, il Bono 43, Nurri che torna dopo una brevissima pausa, anche in questo caso, così come era per il Meana Sardo, in prima categoria, il salto assolutamente meritato. Possiamo andare avanti, Mauro, con giusto una grafica, perché abbiamo anche la comunicazione social da parte della società che spesso sono veramente impegnate. Eccolo qua, il post da parte del Football Club Nurri. E anche da qui emerge lo spirito di comunità. Vedete il ringraziamento al sindaco e all'amministrazione comunale. Questo magari può essere da esempio per realtà che stanno un po' più in alto magari nel calcio sardo. Complimenti, in bocca al lupo anche al Nurri. Direi che per questo girone possiamo... E ci riproviamo. Eccoci qua. Forse adesso scusate, è un po' migliore. Dicevamo, Roberto. Dicevamo, sono state diverse componenti che ci hanno permesso di fare il salto di categoria. Innanzitutto si è riusciti a riportare i giocatori di Sennori che giocavano fuori in categorie superiori e a sposare il nostro progetto di riportare il Sennori nelle categorie che lì competono. Secondo, lo stadio nuovo, che è un gioiellino che non ha uguali nel territorio. L'entusiasmo si è ricreato in paese, perché purtroppo vedo ancora difficoltà nel collegamento. Stava parlando tra l'altro il presidente della situazione dello stadio a Sennori, un altro esempio positivo, perché durante
la sosta forzata a causa dell'emergenza Covid, Sennori ha addirittura implementato la sua struttura aggiungendo una tribuna coperta. Questo era uno degli argomenti più interessanti da snocciolare con il presidente. Non so, Mauro, magari ci proveremo nuovamente più avanti. Ci rimane da vedere il girone se non sbaglio, del campionato di seconda categoria. Non so se vogliamo approfittarne per parlare anche un po' dell'Oristanese. Ci arriviamo, assolutamente sì. Mentre cerchiamo di ripristinare il collegamento, Oristanese, possiamo dire, insomma, la città di Oristano festeggia 2 volte, non solo la Tarros, anche l'Oristanese che ottiene la promozione, che torna a strettissimo giro di posta nel campionato di prima categoria. C'è stata battaglia in questo girone, come vedete Macomer e Norbello in particolare sono in zona, ma l'Oristanese è riuscita a ottenere questi 2 punticini di vantaggio che le hanno permesso di ottenere la promozione. Sono arrivate anche già delle notizie da Oristano con il mister Trudu, che dovrebbe essere stato confermato secondo quanto filtra. Oristanese che si è sempre distinta nel panorama calcistico non solo del territorio di Oristano, della provincia, ma anche in generale in Sardegna, per la cura del settore giovanile, e tanti ragazzi che hanno fatto parte della squadra che è stata promossa proprio prima arrivavano dal settore giovanile dell'Oristanese. Questo è un altro esempio virtuoso, interessante. Abbiamo invitato anche in questo caso degli esponenti della società. Mi sarebbe piaciuto chiedere se ci sono in programma magari dei rapporti di collaborazione con la Tarros, anche perché le 2 squadre saranno chiamate a mettersi d'accordo il prossimo anno per la condivisione dell'impianto, lo stadio storico della Tarros. Allora, abbiamo fatto anche il punto per quanto riguarda il girone E. Non so se vogliamo provare a rispondere. Andiamo al girone F, anche qui c'è un ritorno, sono tanti del resto nel campionato di seconda categoria. È toccato qui all'Atletico Bono. Questo è uno dei pochi gironi di seconda che siamo riusciti a raccontare nel corso dell'ultima stagione. Siamo stati in particolare a Galtellì per raccontare il big match tra Tutta Vista e Orani, che sembrava potesse eleggere in quel momento della stagione la vincente del girone. Alla fine l'ha spuntata il terzo incomodo, tra virgolette, l'Atletico Bono, che ha ottenuto quel punticino in più che le è bastato per brindare appunto al ritorno in prima categoria. Un grande in bocca al lupo anche all'Atletico Bono, paese tra l'altro particolarmente vivo dal punto di vista sportivo. Possiamo vedere il girone H in attesa ancora del presidente Desini, con la promozione del Pattada, qui poche discussioni, +7 su Porto San Paolo e Monte Alma, Pattada che guadagna il campionato di prima categoria e festeggia dunque con i propri tifosi. Vedete anche l'articolo dell'Unione Sarda che celebra appunto questa promozione. Non so se volevi intervenire, Mauro, se no possiamo passare anche alla terza, perché ci sono anche... La terza, una carrellata per raccontare un po' che cosa è successo iniziando dal girone A. Sì, girone A subito con una situazione interessante dal punto di vista della classifica, perché vedete davanti Orione 96 al primo posto con 31 punti, promosso assieme al Teulada secondo con 30 punti. In realtà la prima in classifica, la squadra che ha vinto il girone è il Teulada. Qui si è dovuto fare ricorso alla media punti, secondo posto per l'Orione 96. In ogni caso entrambe le squadre vanno a braccetto nel campionato di seconda. Terza categoria che è stata ripristinata da qualche tempo a questa parte da parte della FIGC Sardegna. Ci fa piacere rivedere insomma qualche nome, qualche squadra, qualche paese che ultimamente si era un po' allontanato dai campionati fisici, che invece sono tornati. Complimenti a Orione 96 e Teulada. Poi possiamo passare al girone B, grande entusiasmo a Mara Calagonis con la promozione del Calagonis in seconda categoria, 38 punti, primo posto in classifica, regolato il Sardara, tenuto a 4 punti di distanza, dunque anche qui promozione assolutamente meritata. Andiamo avanti con il girone C, con una realtà nuorese invece, che è il Santupredu,
che guadagna la seconda categoria con un punto di vantaggio su Lazzara e poi l'Oliena. A seguire andiamo al girone D con altre due squadre promosse. Siamo nuovamente in Gallura, Azzanì e Rudanza promosse in seconda categoria. Ancora andiamo al girone E perché c'è, a proposito di squadre importanti del calcio sardo, un altro ritorno, o meglio una promozione in una categoria che non è ancora consona al blasone del Castelsardo, ma quantomeno è un primo passo. Castelsardo che è ripartito, anche qui siamo in presenza di un nuovo progetto che speriamo possa portare frutti. Tutti quanti ci ricordiamo del Castelsardo, grande protagonista anche con Antonio Langella, tanti altri campioni del calcio isolano nel campionato nazionale di Serie D. Non è finita qui perché lo scorso anno aveva sfiorato la promozione in Serie D, ha dovuto ripartire il Sorso, che si è cimentato subito con il campionato di terza categoria. Stiamo parlando del girone F, Sorso che è ripartito e che ha vinto il suo campionato. Non abbiamo forse la classifica, ma insomma non è un problema. Sorso, che ve lo raccontiamo noi, ha ottenuto la prima piazza, peraltro conducendo con autorità anche in questo caso il campionato, è in seconda, e speriamo che anche il Sorso possa scalare le classifiche. Sono importanti i piccoli centri, lo abbiamo raccontato più volte nel corso di questa diretta, ma è importante, essenziale, centrale che il calcio sardo recuperi il più possibile anche le sue piazze storiche, le città un po' più grandi, che possono garantire anche un bacino d'utenza discreto dal punto di vista del pubblico. Mauro, non so se vogliamo fare qualche altro tentativo, perché era molto interessante il discorso con il presidente del Senno, Gianni Desini, altrimenti possiamo salutarci. Sì, purtroppo non lo vedo disponibile, quindi probabilmente non era in una zona coperta da segnale telefonico. Che dire, Roberto? Pensiamo di aver fatto un buon lavoro nel raccontare come si è conclusa questa certamente non da ricordare stagione 2019-2020 per le note vicende relative all'emergenza sanitaria. Alla fine, secondo te, le scelte sono state quelle giuste? Parlo da parte dei vertici federali in generale. Sì, lo abbiamo detto all'inizio di questa diretta, scelte salomoniche, inevitabile, l'unica retrocessione, quella della Palma Monte Urpino. Per il resto si è cercato di accontentare tutti in maniera lungimirante. Peraltro, Mauro, possiamo approfondire un altro tema, se sei d'accordo, perché sono stati assegnati anche dei premi in termini economici per la valorizzazione dei giovani negli ultimi giorni, e ci sono alcune società del calcio sardo che si sono distinte in positivo in questo senso. Sì, comunicazione che siamo andati a estrapolare da winchersport.it. Ringraziamo ovviamente per la notizia: valorizzazione per i giovani nell'ambito dell'utilizzo con le prime squadre. Ossese, Sigma e Monorma, secondo la testata, hanno diritto dunque a un contributo che viene individuato in ben 9.000 euro per società, 6.000 euro invece per Nuorese, Arborea e Macomerese, considerate le migliori per l'utilizzo dei giovani nell'ambito della prima squadra per il girone di promozione, così come 3.500 euro per Ghilarza, Villa Massaggia e Lanteri Sassari. Insomma, questa è un'altra bella notizia, così come dobbiamo anche riconoscere quanto è successo nei campionati giovanili con Sigma e Latte Dolce, che sono stati considerati vincitori del campionato di fascia A1 allievi under 17, Ferrini e Latte Dolce Sassari, quindi Latte Dolce sempre ai primi posti nel lavoro nel settore giovanile. Per quanto concerne la categoria giovanissimi, sempre under 15, fascia A1. Aggiungo brevemente perché continua pure, Mauro. Ho terminato. Volevo giusto aggiungere che proprio mentre davamo avvio a questa diretta è stato pubblicato il bando per i campionati 2020-2021 da parte della FIGC Sardegna. Ovviamente tutti i criteri per l'iscrizione dei termini anche per i prossimi campionati. Sottolineiamo la presenza di un contributo Covid che è di 1.500 euro per quanto riguarda il campionato di eccellenza, 1.200 per la promozione, 1.000 per la prima categoria, 800 per la seconda, 500 per la terza categoria. In questo caso i diritti di iscrizione non dovranno essere pagati, dunque si cerca un po' di
implementare proprio la base del movimento. Lo possiamo vedere appunto anche in grafica, definiti anche i quadri, le partecipazioni ai prossimi campionati, già ufficializzate però nei giorni scorsi. Aiuto da parte della federazione che si aggiunge agli aiuti che sono già arrivati l'anno passato. Ricorderete all'inizio dell'anno, insomma, tutto si può dire, ma non che anche i vertici federali non siano già in passato, prima del Covid, ma anche adesso stiano venendo incontro alle società per superare questo momento. Riabbiamo il presidente del Senduri, ci riproviamo per l'ultima volta perché è doveroso. Proviamo adesso. Eccoci qua. Buonasera. Riepilogo veloce la domanda che mi avete fatto. Grazie. Diverse componenti che ci hanno permesso di fare il salto in categoria, il rientro di alcuni giocatori locali da altre squadre di categoria superiore. Abbiamo lo stadio nuovo che è un gioiellino che tutti ci invidiano, l'entusiasmo che c'è in paese e poi sinceramente a metà percorso il cambio d'allenatore, nonostante fossimo secondi in classifica, con l'avvento di mister Nieddu c'è stato un cambio di qualità, insomma, di tasso tecnico e anche dal punto di vista atletico notevole. Quello ci ha permesso di fare 8 partite consecutive, 8 vittorie, come il Prague e l'Itiri, che erano loro le pretendenti alla vittoria del campionato. Noi eravamo la sorpresa, l'incognita, però ci siamo trovati un mese prima che ci fosse la sospensione, eravamo già in testa da 4 giornate. Come ci ha detto venerdì scorso il presidente Cadoni durante la nostra premiazione che c'è stata fatta al comune, dall'amministrazione comunale di Sennori, il campionato è stato sospeso, il Sennori era primo e quindi giustamente ha meritato la vittoria del campionato. La prima categoria è una tappa intermedia. A quali categorie state guardando, insomma, nel lungo termine? Noi sinceramente adesso abbiamo intenzione Rimarrà il mistero, Mauro. Abbiamo provato a svelarvi le ambizioni del Sennori nel lungo termine. Purtroppo il collegamento si è interrotto anche stavolta, però insomma, il presidente Desini ha tracciato un quadro, direi, esaustivo sugli elementi che hanno permesso al Sennori di vincere un campionato non semplice, con il Ploaghe che inseguiva la squadra che si è trovata seconda, la necessità di un cambio di allenatore e poi il trionfo. Non so se ho percepito l'entusiasmo giusto, quello che poi può portare a risultati di livello. Bella sicurezza e bella desiderio. Lo abbiamo, ci proviamo perché è giusto e anche come ringraziamento per la tenacia. Dicevamo, Presidente, che l'entusiasmo si è percepito anche se non è arrivato poi spesso il messaggio, quello vocale. Certo. Sì, noi allora l'intenzione è di fare innanzitutto un altro campionato da protagonisti, ci stiamo muovendo in questo senso, sappiamo che è molto difficile la categoria, però nei prossimi anni vogliamo riportare il Sennori perlomeno evidentemente è un segno del destino, no? Resterà tra i dirigenti, tra gli artefici della società l'obiettivo della prossima stagione, però raccontare il Sennori magari tra le prime gare della stagione 2020-2021. Il Sennori è una di quelle squadre che potrebbero stare, insomma, a pieno titolo nella Serie A del calcio sardo a lungo termine. Vedremo se sarà quello l'obiettivo. Stanno per scadere le 2 ore che ci eravamo prefissati, come detto Massimo, di questa lunga trasmissione. Per quanto ci riguarda, che dire, ovviamente noi stiamo mettendo in piedi tutta la macchina relativa alla costruzione della stagione 2020-2021, una stagione che sarà ricca. Pensa, solo nel futsal arriviamo a ben 13 società che prenderanno parte ai campionati nazionali, quindi di fatto speriamo si possa raccontare ovviamente più sport possibile, tanti eventi
di carattere internazionale che avevamo in palinsesto sono venute meno, ma questa è una notizia confortante per tutto il mondo dello sport, soprattutto lo sport paralimpico che noi abbiamo seguito per tanto tempo. Tutto è stato spostato direttamente con le stesse date al 2021. Ne dico uno, eravamo lì per raccontare i campionati del mondo per atleti celebrolesi, e attenzione perché si trattava di vero e proprio calcio di alto livello, perché con atleti, dillo tu, che erano ex atleti professionisti. Io ho visto davvero degli atleti incredibili. Quando si è parlato di sport paralimpici su Directa Sport, abbiamo potuto assistere a degli esempi veramente incredibili da questo punto di vista. Mi viene in mente l'esempio delle bocce, davvero delle prodezze di tecnica, di destrezza, di intelligenza invidiabili, e insomma sono contento che si potrà tornare a raccontare lo sport, il grande sport paralimpico in seguito nei prossimi mesi su Directa Sport, perché è davvero un'esperienza che arricchisce sotto ogni punto di vista. Per quanto riguarda ovviamente la nostra calda estate, fammi spendere due parole sulla opportunità per tutti i nostri partner commerciali che dovessero decidere di entrare nel progetto di Directa Sport, avere tanta visibilità, ma soprattutto sfruttare il bonus pubblicità varato dal decreto rilancio con un credito d'imposta del 50% da utilizzare in semplicissima compensazione con F24. Lo dico perché questo è possibile con tutte le testate giornalistiche regolarmente iscritte anche al ROC, al registro degli operatori di comunicazione. Directa Sport è uno di questi. Direi che abbiamo detto praticamente tutto. Ci proponiamo di raccontare il prima possibile, di approfondire il tema seniori, perché ci è rimasto un po' qui ovviamente il mancato collegamento con una piazza davvero molto molto importante. Grazie a Roberto Rubbio. Grazie a te, Mauro. Appuntamento ovviamente per tutti gli appassionati che nei prossimi eventi, il prossimo ce l'abbiamo già in calendario, campionato italiano di beach tennis a Torre Grande, 21-22 agosto. Noi ci saremo, venite a raccontare perché sarà uno dei prossimi eventi di sport vero. Grazie.